Premio Gondola Olandese. Nel corso di un incontro festoso, a insaputa dei destinatari, è stato assegnato il primo premio Il Tramonto Gondola Award a Paolo e Fabiola dell'azienda agricola Ferrin. La serata era stata camuffata da incontro per la degustazione di cibi esotici. Il premio è stato assegnato da una giuria dopo molte degustazioni di vini nei Paesi Bassi, sia con ristoratori sia con consumatori. Il vino dell'azienda agricola Ferrin, grazie al rapporto qualità-prezzo, ha portato alla concessione della qualifica oro nella categoria vini rossi. Il vino premiato è il Rosso Maion. Il premio è stato consegnato a Cammino al Tagliamento dall'assessore regionale Maria Grazia Santoro, alla quale ho chiesto cosa rappresenta questo riconoscimento. Una bellissima azienda dove tra i vini di qualità e cibi esotici verrà consegnato questo premio, simbolo di un gemellaggio tra l'Italia, anzi il Friuli Venezia Giulia e l'Olanda, grazie a due giornalisti olandesi che ormai vivono qui e sono innamorati del Friuli come solo chi lo guarda dall'esterno può essere, in modo veramente appassionato. E quindi una serata di conoscenza reciproca, proprio perché la conoscenza è il primo biglietto da visita per potersi divulgare e far conoscere appunto in tutto il mondo. Ultimamente dicevano che in Olanda le notizie sul nostro mondo vitivinicolo non sono esaltanti, e quindi a noi sta il compito di far conoscere queste eccellenze della nostra regione, proprio perché siano un elemento di competitività anche economica. Per il Ponte News, Marco Mascioli.